Canicattì in questo momento è capolista dopo anche una vittoria importante ottenuta con la Dongarro Silmeri in esterna per 0-4. Intanto andiamo con la lettura delle formazioni. Canicattì che si schiera con il numero 1 Gabriele Barbagallo, con la 2 Filippo Caternicchia, la 3 Giuseppe Tedesco, la 4 Sando Privitera, con la 5 Filippo Remonti, con la 6 Davide Pettinato, con la 7 David Gueye, con la 8 Desiderio Garufo, con la 9 Federico Matera, con la 10 Alessandro Prezzabile, con la 11 Giuseppe Iezzi. In banchina vanno con la 12 Samuele Guddo, 13 Francesco Toledo, 14 Giovanni Scopelliti, 15 Salvatore Treppiedi, 16 Flavio Sestito, 17 Pietro Morana, 18 Samuele Tomasina, 19 Alessandro Selin. Vincenzo. Sì, adesso Filippo andiamo subito alla lettura delle formazioni della Pro Favara con la maglia numero 1 Sendin, 2 Benivegna, 3 Marchica, maglia numero 4 Bossa, 5 Fallea, 6 Marino, 7 King, 8 Aureliano, 9 Gambino, 10 Passeue, 11 Giuffrida. A disposizione del mister Tudisco 12 D'Andrea, 13 Bamba, 14 Rizzo, 15 Rinoldo, 16 Fragapane, 17 Camilleri, 18 Axante, 19 Buscarino, 20 Castronovo. Si incarica dalla battuta. Ancora Privitera, prova il cross, poi la testa di Matera, alto, sopra la traversa. La prima vera occasione del Canicattì arriva dopo 11 minuti di gioco. Viene stoppato adesso da Passeue, poi cerca e trova Gambino, la conclusione, si immola Pettinato, grande salvataggio qui del numero 6 del Canicattì, poi di molto sopra la traversa. Intanto ancora il Pro Favara in avanti con King, prova ad avanzare la formazione ospite, la conclusione del numero 7, facile presa però di Gabriele Barbagallo, una gara che comunque il Canicattì lì a Mondello ha sempre perso. Federico Matera con la conclusione di Federico Matera, occasionissima qui del Canicattì. Giocatore che in questo avvio di gara ha toccato più palloni del Pro Favara, poi Passegue che prova ad avanzare sulla sinistra con la conclusione. Barbagallo poi si esalta, si supera, grandissima la parata qui di Barbagallo. Con Capitan Tedesco che prova ad avanzare, Fabio Bossa prova a recuperarlo, ancora Capitan Tedesco, in volata per Giuseppe Iezzi, ancora Giuseppe Iezzi. La palla viene messa in mezzo per Chris Gueye, viene fischiato il fuorigioco, ma che azione da parte del Canicattì. Arriva anche il duplice fischio e 0-0 al termine della prima frazione di gioco tra Canicattì e Pro Favara. La battuta dei calci piazzati ed è l'arbitro è pronto a fischiare, parte Santo Privitera, la palla arriva in mezzo e arriva il gol da parte di Selin e il Canicattì la sblocca, arriva il vantaggio. Tempo è finita la gara tra Canicattì e Pro Favara, è 1-0 al triplice fischio da parte del signor Carlo Bassoli della sezione di Monza. Il Canicattì che continua ancora a vincere in questo percorso importantissimo del campionato, adesso è a più 11 visti anche appurati gli altri risultati degli altri campi. Adesso l'immagine è quella dei calciatori del Canicattì che vanno sotto l'ipotetica curva fuori dallo stadio, e adesso l'invito rivolto a tutti i tifosi, sempre se la burocrazia lo permetterà, è quello di venire la prossima domenica allo stadio Saraceno di Ravanusa per essere tutti assieme a festeggiare questo campionato. Adesso non ci resta che salutarvi, grazie per averci seguito, un saluto e alla prossima.